Ciao a tutti, sono Viviane Attilio, volevo festeggiare con voi la giornata nazionale dello sport, fare un augurio a tutte le società dilettantistiche per una buona ripresa e soprattutto un in bocca al lupo a tutti gli atleti veneti che parteciperanno a Tokyo 2020. Ciao a tutti, sono Elia Viviani, volevo festeggiare con voi la giornata internazionale dello sport, augurare una buona ripresa a tutte le società dilettantistiche, finalmente si riparte con tutto lo sport, non solo con quello agonistico, e un in bocca al lupo sicuramente a tutti gli atleti veneti che parteciperanno a Tokyo, e orgoglioso di essere parte della spedizione azzurra da portabandiera, quindi ci vediamo a Tokyo e un saluto a tutti. Ciao ciao! Ciao a tutti, sono Francesco Bettella, sono nuotatore paralimpico e nella mia carriera ho vinto anche qualcosa di importante, ho vinto 2 medaglie d'argento alle Paralimpiadi di Rio e sono molto contento di avere l'opportunità di festeggiare questa giornata nazionale dello sport perché per me lo sport è stato molto importante nella mia vita e ormai ne fa parte da un bel po' di anni, quindi è sicuramente una parte fondamentale di quello che è la mia vita e poi perché mi ha regalato la possibilità di provare emozioni assolutamente straordinarie e salire sul podio olimpico penso che sia il massimo che un atleta può aspirare e mi ha regalato sensazioni veramente incredibili che sono difficili da descrivere. E oltre a questo, insomma, oltre alle medaglie, che sono la cosa forse più concreta e tangibile, mi ha regalato anche molte altre cose, e mi ha permesso di crescere come persona, come uomo, e mi ha permesso di diventare la persona che sono e mi ha insegnato anche molte cose per affrontare difficoltà o altri aspetti della mia vita, insomma, quelle che possono essere le difficoltà che ci si presenta. Quindi lo sport è sicuramente una cosa molto molto importante e che consiglio sempre ai ragazzi che incontro di portare avanti con passione, appunto, perché sono molte le cose che regala. E niente, un saluto a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Nadia Bala e sono un'atleta di sitting volley e ambasciatrice nazionale per questa disciplina. La giornata internazionale dello sport è un momento per ricordare a tutti noi l'importanza dello sport olimpico e paralimpico. In bocca al lupo a tutti quegli atleti che in questo momento si stanno preparando per delle gare importanti, ma soprattutto a quelli che si stanno preparando per Tokyo. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti, sono Roberto Di Donna, volevo fare un saluto per la giornata nazionale dello sport, finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, pare che il periodo peggiore sia quasi per essere messo definitivamente alle spalle, inizieremo tutti l'attività sportiva con grande gioia, con grande entusiasmo, nonostante le difficoltà di queste chiusure hanno creato soprattutto per lo sport di base anche a livello economico, ma dobbiamo guardare avanti e iniziare a vedere il futuro, speriamo possa essere radioso per tutti. Lo sport chiaramente riveste un ruolo fondamentale, sia che sia puramente ludico, agonistico, finalmente si potrà stare all'aria aperta, si potrà giocare, si potrà stare con i nostri amici in salute, in gioia, perché lo sport è vita, lo sport è salute, lo sport è benessere, lo sport è veramente tutto. Oltretutto questo è un periodo dove i grandi appuntamenti sportivi sono oramai alle porte, soprattutto per chi come noi è amante dei Giochi Olimpici. Sarà un'edizione forse un po' sottotono visto che non ci sarà il pubblico straniero, però in ogni caso è un modo per ripartire alla grande, per far vedere questo appuntamento straordinario planetario dove tutte le culture, le diversità
di vedute, di religione, di tutto, comunque vengono accomunate sotto un'unica bandiera che è la bandiera dello sport, e questo è sicuramente uno degli aspetti più straordinari che rivestono le Olimpiadi. Dunque io voglio fare anche un augurio a tutti i ragazzi che andranno a rappresentarci ai Giochi Olimpici. Io ci andrò come tecnico, dunque vedrò i protagonisti, farò il tifo per loro e cercherò di aiutare i componenti della mia squadra di tiro a segno, appunto la squadra che seguo, e cercheremo di tornare a casa con dei risultati importanti. E colgo l'occasione per abbracciarvi tutti, e viva lo sport, e speriamo di poterci vedere presto in qualche campo di gioco. Un saluto a tutti, ciao. Ciao a tutti amici e colleghi sportivi, sono Cristian Ghedina e oggi 6 giugno è la giornata nazionale dello sport. Visto che c'è stata una pandemia che ha fatto sì che palestre, centri sportivi chiudessero e non ci facessero praticare sport, io colgo l'occasione per dire a tutti di praticare sport, sperando che riapra tutto al più presto per fare una vita normale come prima, che tutti quanti facciano dello sport, soprattutto i giovani, perché lo sport è scuola di vita, insegna la disciplina, le regole, rispetto dell'avversario, rispetto degli orari, che sono tutte nozioni queste che ti si ripresentano poi anche nella vita di tutti i giorni, sia sportiva, sia lavorativa che dello studio. Quindi fate sport. Colgo anche l'occasione per augurare alla nostra nazionale italiana che andrà a Tokyo un grosso in bocca al lupo, e salutarvi tutti, e ci vediamo poi magari anche sulle piste. Ciao a tutti e praticate sport, che è fondamentale per voi stessi. Ciao! Ciao a tutti, sono Matteo Ferro, giocatore e capitano della Rugby Rovigo Delta. Il 6 giugno è la giornata nazionale dello sport. Lo sport è molto importante, soprattutto dai giovani, perché oltre a far bene al corpo è una palestra di vita. Lo sport insegna, lo sport aiuta a star bene, ti fa conoscere tante persone e ti aiuta a affrontare la vita con una mentalità positiva. Quindi invito tutti chi non lo fa a praticare sport, sia individuale che collettivo, perché fa bene. Io ho iniziato presto, ma sono molto contento di aver preso questa strada e di averne fatto poi un lavoro. Un saluto ancora a tutti e viva lo sport. Ciao a tutti, sono Stefania Gobbi, atleta della squadra olimpica di canottaggio, che questo weekend sarà impegnata all'ultima prova di Coppa del Mondo che si terrà in Italia, a Sabaudia. Questo è l'ultimo step prima dell'Olimpiade, che è il più grande sogno per ogni atleta, e speriamo anche noi di poterlo raggiungere. Ma per arrivare fino a qui l'importante è far ripartire lo sport di base, perché se non si parte da piccoli, da giovani, dall'inizio non si può sognare in grande, e sognare in grande ti può far sognare i 5 cerchi, ma prima di tutto può farti divertire, scoprire nuove amicizie, nuovi compagni, e soprattutto dopo questo Covid sappiamo quanto sia importante lo sport e divertirsi insieme agli altri compagni, quindi buon divertimento. Ciao a tutti, io sono Ilaria Di Ruzza, atleta dei Black Lions Venezia. Io sono Ioni Gnea e sono il capitano dei Black Lions Venezia e della nazionale italiana di Power Cherokee, cioè l'hockey in carrozzina. Oggi, 6 giugno, per la giornata dello sport, vorremmo augurare a tutti, persone con e senza disabilità, di poter ricominciare a praticare sport per chi fosse fermo, ma soprattutto a coloro che non praticassero ancora sport di poter iniziare a farlo. Perché lo sport è veicolo di inclusione, lo sport ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi, lo sport ci aiuta nel rispetto dell'altro, insomma lo sport è vita. Vorremmo cogliere l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo alla nazionale italiana che parteciperà alle Olimpiadi a Tokyo. Forza Azzurri! Ciao a tutti, qui Giacomo Fantoni dalla BMX Olimpica Arena di Verona. Oggi giornata nazionale dello sport, festeggiamola e godiamocela sperando che si possa tornare alla normalità al più presto, perché lo sport ci serve, ci è sempre servito e sempre ci servirà, soprattutto ai bambini. Speriamo che questa attività di base torni a
a funzionare al più presto, perché loro soprattutto ne hanno tanto bisogno, e per crescere soprattutto. E niente, qua tutto procede, stiamo preparando il grande evento, Giochi di Tokyo, che quest'anno siamo riusciti a raggiungere, grande obiettivo, finalmente dopo tanti sacrifici, quindi avanti con lo sport, avanti con i giochi. Ciao a tutti e alla prossima. Kusinic Marco, a causa di un incidente stradale nel marzo 2004 sono diventato paraplegico. Nel 2009 mi sono iscritto per poter partecipare allo sport del tiro a segno con pistola, di cui ho fatto parte della nazionale, partecipando a qualche mondiale, europei, Coppa del Mondo, e ho partecipato anche a Londra alle Paralimpiadi di Londra 2012. Adesso sparo per il tiro a segno di Vicenza, di cui faccio parte della squadra agonistica. E niente, cosa dire, praticare qualsiasi sport è una cosa bellissima, perché tutte le emozioni, le paure, i sacrifici, le gioie, i divertimenti, le tristezze, credo non ci sia nulla che ti possa dare al di fuori dello sport. Ci possono essere le vittorie, ci possono essere le perdite, però comunque le emozioni non te le toglie nessuno. Anche a distanza di anni io ancora provo paure quando vado in linea, terrore, gioia quando sparo bene, divertimento quando parlo con gli amici e tutto quanto. Praticare oggi è la giornata dello sport. Invito tutti almeno a provare e poi decidete voi cosa fare, insomma. Buongiorno a tutti, finalmente le nostre piazze tornano a animarsi attraverso lo sport in questa giornata gioiosa dove genitori, bambini possono toccare con mano i veri valori dello sport. E dopo un anno passato assieme a questa pandemia, che non è stato facile per nessuno, credo che questa giornata possa essere di speranza, di ripartenza, ma soprattutto ritrovare una piccola normalità. E pensando poi che la nostra provincia nel 2026 organizzerà le Olimpiadi e le Paralimpiadi, credo che investire di più nello sport per far toccare con mano ai nostri giovani i veri valori, quindi lo stare assieme, il divertimento, la crescita culturale, l'educazione che ne può arrivare attraverso lo sport, allora abbiamo investito bene il nostro tempo. Quindi mi auguro che veramente che da questi grandissimi eventi possa nascere veramente una provincia più sportiva. E quindi ragazzi, viva lo sport e buona giornata a tutti. Ciao, sono Rossano Galtarossa, ex atleta olimpionico e ora membro di Giunta CONI Veneto. Da parte mia un saluto, perché finalmente è arrivata anche quest'anno, dopo mesi così funestati, la giornata nazionale dello sport, e quindi un grosso in bocca al lupo, perché io sono convinto che tutti noi, a partire dai più piccoli, dobbiamo praticare lo sport. Fa bene a tutti, per il corpo ma soprattutto per la mente, quindi che sia una bella giornata nazionale dello sport. Ciao! Ciao a tutti, sono Matteo Sperandio, centrale del Delta Volley Portoviro, e volevo augurare a tutti una buona giornata nazionale dello sport, a nome mio e a nome ovviamente di tutta la società e di tutti i miei compagni di squadra, e poi soprattutto volevo fare un in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che saranno, speriamo, quest'estate impegnati nelle Olimpiadi di Tokyo. In bocca al lupo a tutti e buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, che si svolgerà il 6 giugno, sono felice di condividere con voi i valori dello sport, il miglior strumento educativo per la crescita di tutti. Rispetto, disciplina, seguire delle regole. Sono qualcosa di valore assoluto, sono qualcosa di estremamente nobile che ci mette nella condizione di migliorarci. Arriviamo indubbiamente da un momento un po' particolare, ma lo sport è sempre vivo, lo sport è sempre presente, lo sport si riesce a praticare
anche se in questa situazione siamo stati messi a dura prova, anche semplicemente dalle nostre case, dalle nostre abitazioni. Nonostante tutto, nonostante le circostanze, la forza dello sport è questa, è l'unione, è il senso di gratitudine per avere sempre una concreta possibilità, una grande opportunità di metterci in gioco e di migliorarci. Siamo cresciuti tantissimo in questo ultimo anno e mezzo e lo sport, nonostante tutto, è qui per dire che noi siamo forti e insieme vinceremo. Siamo a ridosso di un momento estremamente importante per tutto lo sport, le Olimpiadi di Tokyo, e noi siamo vicini indubbiamente a tutti gli atleti che si stanno preparando e daranno lustro alla nostra nazione, alla nostra Italia. Ripartiamo con lo sport dal nostro territorio al sogno olimpico. Ciao a tutti, sono Andrea De Nicolao, playmaker della Real Venezia. Oggi 6 giugno è la giornata nazionale dello sport. Ci tenevo a mandare un messaggio a tutti i giovani d'oggi di praticare sport, perché lo sport è veicolo di emozioni, è veicolo di condivisione, di aggregazione, è salute, è un modo bello per stare insieme, e è veramente importante, è vita. Credo che lo sport sia una delle cose più belle della mia vita. Colgo poi l'occasione di fare un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti che rappresenteranno l'Italia a Tokyo alle Olimpiadi. Ciao, sono Stefano Raimondi, atleta della nazionale italiana di nuoto paralimpico. Sono recentemente tornato dai campionati europei di Funchal, in cui ho vinto 9 medaglie, 2 d'oro e 7 d'argento, e ho siglato un record del mondo in staffetta e 2 record italiani. Per me lo sport è sempre stato fondamentale, sia prima che dopo l'incidente. Domenica 6 giugno è la giornata nazionale dello sport e la mia testimonianza vuole essere di stimolo per tutti gli atleti, i giovani e le società sportive a riprendere con entusiasmo, passione e voglia di migliorare. Prendiamo in mano lo sport. Ciao a tutti, sono Gabriella Dorio. Il mio vuole essere un messaggio di speranza e di ripartenza. È la giornata mondiale dello sport e quindi impegniamoci tutti affinché lo sport diventi una cosa prioritaria nella nostra vita, perché star bene con noi stessi e con gli altri è importantissimo. Sappiamo quanto è importante fare sport, quanto è importante muoversi, soprattutto per i giovani, per i ragazzi, i bambini, ma anche per noi, perché star bene con noi stessi, quindi fisicamente e soprattutto mentalmente, è importante per avere una vita serena. E quindi mi auguro che questo messaggio sia capito da tutti e si faccia in modo che lo sport diventi una cosa prioritaria nella vita di ognuno di noi. Quindi buon sport a tutti e ciao, alla prossima! Ciao a tutti, mi vedete, mi sentite e adesso mi vedete. Sono Dario Vetrato, il delegato CONI di Padova. Vi ho fatto vedere il volantino dell'ultima manifestazione Tutto Sport in Prato che abbiamo fatto nel 2019, concomitante con la Festa Nazionale dello Sport. Oggi, 6 giugno, sarebbe per noi del Comitato di Padova la 19ª edizione. Purtroppo l'anno scorso non è stata effettuata, sarebbe stata la maggiore età, ma diciamo che questa Festa dello Sport, che era iniziata 19 anni fa in Prato della Valle e che riuniva tutte le società sportive, pensiamo ai grandi campioni che attualmente calcano il palcoscenici mondiali, tipo la Engonu, tipo De Nicolao, eccetera. Tantissimi sono passati a salutarci, a vederci, a visionarci in Prato della Valle durante questa festa. Quindi il mio augurio è personalmente che tutti voi ragazzi abbiate la possibilità sempre di giocare, divertirvi e fare dello sport. Finché si fa lo sport siamo sani. Ciao a tutti e buona festa dello sport a tutti. Buona giornata. Amici dello sport, sono Lucio Taschin e sono il delegato del CONI di Rovigo. Anch'io ovviamente mi unisco ai festeggiamenti, alle gioie di questa giornata nazionale dello sport del CONI, e devo dire che per me è veramente molto strano farlo alla telecamera al PC, in quanto da sempre noi del CONI siamo stati nelle piazze proprio durante la giornata nazionale dello sport. Rovigo è in festa, recentemente il 2 giugno ha vinto anche lo scudetto con il rugby, con il Rugby Rovigo, ma è in festa perché
Noi veramente siamo pronti per far partire, ripartire, accelerare lo sport, soprattutto tra i giovani. I dati ci dicono che i ragazzi stanno soffrendo veramente tanto, però siamo convinti che con le nostre forze, i nostri progetti, la nostra comunità possiamo veramente cominciare a fare un po' le cose in modo diverso, soprattutto ad essere presenti in tutti i momenti della vita delle persone. Grazie e buona giornata nazionale dello sport del CONI. Sono Mario Sanson, delegato provinciale CONI di Treviso. È proprio il caso di dirlo, bentornata giornata nazionale dello sport. Dopo lo stop forzato dell'anno scorso non potevamo fermarci ancora, ne sentivamo la mancanza. Da oggi, 6 giugno, lo sport riparte alla grande. Quanti bambini, quanti ragazzi hanno cominciato ad abbracciare una disciplina sportiva partecipando a una GNS, il giorno della promozione sportiva per eccellenza. In attesa di poter ritornare nelle piazze, prendiamo questa ricorrenza come l'inizio della ripartenza. Un caro saluto da parte di tutto lo sport trevigiano. Sono Massimo Zanotto, delegato provinciale CONI di Venezia. Voglio portare anche il mio saluto in questa giornata nazionale dello sport. Un anno terribile anche per il mondo dello sport. Un anno che ci ha visto in difficoltà come società sportiva dal punto di vista organizzativo, tecnico, economico. Ma proprio per le nostre caratteristiche dobbiamo dare un segnale di speranza. Dobbiamo ripartire con forza, dobbiamo fare gruppo, dobbiamo creare comunità e quindi cercare di creare le premesse per dare ai nostri ragazzi, ai nostri atleti, una possibilità di socialità e di ripartenza insieme. È sicuramente un segnale positivo, un orgoglio e un'emozione ci arriverà dagli atleti che parteciperanno a Tokyo, ai Giochi olimpici e paralimpici. Un grande in bocca al lupo a tutto il Team Italia. In questa giornata nazionale dello sport un pensiero, un augurio a tutta la spedizione azzurra che parteciperà alle prossime Paralimpiadi e Olimpiadi di Tokyo. In particolar modo un augurio speciale ai nostri atleti del Veneto e ad Elia Viviani, che sarà anche nostro portabandiera alla spedizione di Tokyo. A tutti un abbraccio virtuale ma sincero. Buona festa a tutti. Buongiorno. Oggi 6 giugno è la festa nazionale dello sport. Saluto come CONI di Vicenza tutte le discipline sportive coinvolte. Auspico che si ritorni a pieno regime dopo mesi di limitazione, perché lo sport è fondamentale per la crescita educativa, sociale e salutare dell'individuo. Buona festa dello sport a tutti.